Se Chaton a rifugio Antelao, che come di il nome, le sta costruì sotto il monte Antelao, nel comune di Pieve di Cadore. Il rifugio è stato costruito nel 1948 da una femmina, una partigiana, che l'aveva fatto qua la seconda guerra mondiale, l'aveva combattuto i partigiani. La si chiamava Alma Bevilacqua, ma l'era più conosciuta come Giovanna Zangrandi. È stata una famosa scrittrice che ha scritto dei romanzi che parla del territorio del Cadore e della vita che si fa in quel periodo, dopo la guerra, prima e dopo la seconda guerra mondiale. Noi siamo qua dal 2007, il rifugio è stato costruito su un Sella Pradonego si chiama, dal quale si può dominare tutto il centro Cadore. Si vede le montagne d'intorno, dalle Marmarole ai Spalti di Toro, il Monfalcoi, si vede il Col de San Dionisio, si vede tutti i paesi del centro Cadore, da Lorenzago scendendo fin a Cialauz, Ristios, passando Montetranego, Pieve, Sottecastel, Val e così via. Io sono Nicola da Forno, fa parte appunto della gestione del rifugio Antelao, appunto con mia sorella, mia femmina e tutto il resto della mia famiglia, mio padre e mia madre. La gestione è nascesta più che altro perché avevo un'azienda agricola in paese, alla Pozzale, dove vivo, dove avevo appunto bestie e avevo vari prodotti agricoli, dal latte alla carne. Una facilità anche alla gestione sta anche mia sorella che le appunto le cuoca e quindi assemblando tutte queste robe ne sto fuori che appunto la roba mia sta avere un agriturismo ne avrà comportato un costo enorme e appunto la soluzione più facile è gestire questo rifugio. Quando abbiamo deciso di togliere questo rifugio da gestire, a parte diciamo, la volontà di far assaiare tutti quanti i nostri prodotti, era anche una forte volontà di portare avanti un discorso differente, di vivere sul nostro territorio e di far conoscere alla gente come che si può vivere in montagna, recuperando territori che prima erano stati abbandonati. Se si pensa che davanti se c'è una volta Sella Prativa e la c'è Sella Prativa e Prano in era P. Era la necessità di recuperare i pascoli, di portare le bestie a pascolare, proprio per recuperare il territorio. Per noi altri il rifugio, come altre attività di montagna, e presidi e posti che ad essere tenesti in vita e valorizzati proprio perché ha un valore al di là del mestiere che si fa o del prodotto che si vende. La montagna per restare viva ha bisogno di essere valorizzata e per noi era importante continuare a vivere sul territorio piuttosto che magari Silvia di a fare la stagione da un'altra parte in altri luoghi. Era meglio stare tutte qua e vive sul territorio per far conoscere quanto bel che l'è alla gente che viene da fuori.
senza però dismettersi di quanti problemi che vive Laura a 1800 metri, non è così semplice come può sembrare a un turista che viene il 15 di agosto. Le difficoltà se le vede tutti i dì, quando piove, quando nevega, quando si fa fatica a portare sull'ega perché l'acquedotto non buccia ega, quando si fa fatica a portare sul magnà perché comunque dal paese più vicino ci vuole un'ora di macchina, e noi siamo fortunati che abbiamo la possibilità di ruacare con una jeep. Tutte queste cose che appena detto le rende difficoltoso il lavoro, ma anche il valorizza il prodotto che fa il piatto di tagliatelle forse è anche più gusto così. Abbiamo deciso di provare questa avventura anche per provare a lavorare tutti insieme. Appunto la nostra passione per la montagna la nasce perché da piccoli avevamo sempre passato le vacanze in montagna per le baite. Solo però di passione non si può vivere. Difatti avevo un sacco di problemi, vede l'affitto altissimo rispetto a un locale di zona del paese. Ecco, noi pagavamo quasi più di 1000 euro al mese, essendo anche in montagna così non ti sa mai come che funziona. Mette anche a Ferragosto pioveva, non ho visto un'anima rispetto a quel che avevo nella passata. Lo stesso pagò un sacco di affitto anche come pascolo, solo per pascolare pagò un 300 euro alla regola dei Nebiù, 100 alla regola dei Pozzali, ma non avevo dei pascoli che te rende, te dei pascoli che le vacche devi pascolare in mezzo alle brusse, le si spacca le gambe, te dice come la passata e perde vedi un sacco di problemi. Questo appunto la nostra passione porta verde anche l'inverno, ma l'inverno non è così facile, l'acquedotto non buccia ega, le strade da in su le da verde, se non te c'ate mai nessuno che ti dà una mano, anche perché non è che ti può pretendere che qualcuno del paese viene su a dare una mano a verde strada, che dopo dici ancora che ti guadagni per solo a tu, che invece il guadagno è minimo, te lo fa solo perché ti appassione di fare conoscere ai turisti, alla gente che viene da fuori le nostre zone anche durante il periodo invernale, ti cerchi appunto di fare qualcosa per il tuo paese, di creare un indotto. Tante volte neanche chi che ha un locale in paese non ti corre addosso, i censerà, ti avvisa che è un grunde di gente che ti viene su i locali là in paese, i verde alle 8:30, 9. Sì, la passione per la montagna noi l'avevamo tanta, però il problema, avevo un sacco di problemi, un sacco di non so, adesso ancora sì, adesso non mi viene ancora in mente, però neanche avessero bisogno che anche la gente d'intorno, tutti chi che sta intorno, tutti chi che vive in paese credesse nella nostra roba, e così anche il nostro lavoro non sarà in vano, porterà skate anche in altri posti. Vede anche il primo anche a Moncenesto verso il rifugio, non ero a agosto e il comune sarà la strada, non mettesti i cartieri, la gente non poteva finire con la macchina, c'è un rifugio che purtroppo là la strada sì, non è una strada perduta, però facendo così neanche chi quattro che poi in su con la jeep non veniva, era sempre il problema, la forestale chi metteva la multa, veramente problematico, però nonostante ciò noi altri abbiamo ancora tanta passione e questo guarda tutti i problemi per il momento, dopo si vedrà insomma in futuro. Si spera comunque che le robe vai sempre in meo e che gliene tanta gente, però logicamente cae, ma tanto sta tutto in base al tempo, secondo me, tanto se viene a piove, se viene un brutto tempo, basta anche un tin de nuvole e la gente non si muove più e noi altri sono tagliate fuori, ecco. La gente che rua cale, principalmente tedeschi, inglesi, che rua dall'Alta Via numero 4, numero 5, in cai dorme una notte e poi va verso Pieve e torna a casa. E se no, principalmente la gente in ca per Magnà.
La nostra cucina l'è fatta tutti piatti fatti in casa con i prodotti dell'azienda de Mefardel. Avon come antipasto il tagliere con gli affettati nostri e i formaggi nostri, fa i casonziei con la pasta fresca, con gli scioppettini e la puina fresca, fason l'orzotto con i funghi e la zucca e i gnocchi di puina fresca conditi con burro fuso e ricotta o pomodoro. Anche la carne, le carne nostra, delle nostre manze, fason al goulash, le luganeghe e come secondo che non c'è da nessun'altra parte, fason al formei misto capra alla piastra. E anche come dolci, le tutto dolci fatti in casa, fason i semifreddi, fason torta di ricotta fresca, lo strudel, la torta de pome e tanti altri dolci. Allora vi avevo spiegato come che è la vita, la nostra vita qua a Rifugiante Lao. Spero che il poco che avevo contato fino adesso vi interessa. Grazie, alla prossima puntata.